Ciao Stefano, ti tocca leggere, ti tocca. Se riuscissi ad andare su YouTube col telefono, ma non sono buono. Ciao. Eh, no, no, no. Dirigono i signori, tale, tale, basta, l'una non serve. Ma perché non lo trovo? Oh, ci sono tutte, ma la mia non la trovo. Ma te riesci a trovare su YouTube? Dieci minuti, Max, mi apri? Io sto per aprire il microfono, quindi dovete abbassare il volume, se no entra tutto. Sì, sì, sì. A me io non la sento col microfono, quindi puoi andare come vuoi. Ma la metti nei time out? Stai qua a metterla? Tu?
rompere le balle anche sulle pronunce dei cognomi. Eh? Cazzo, che zanzara. Ma non puoi ancora aprirli? Dobbiamo portare su uno. Sì, 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 sì. Se vuoi mi dai il buonasera quando vengono avanti le signori benvenuti a Breganze per la prima giornata del... No, manca ancora Breganze? Cosa leggi? Aspetta, i tuoi? No, no, ma poi l'arbitro ti viene avanti dopo. Questo è solo l'ingresso. Pronto? Pronto? Allora, signori, benvenuti, bentrovati. Si riparte con il campionato della massima categoria. No, no. Eccoci qua, siamo tornati. Forse un fruscio, nulla di grave. Ci stiamo allora, prima giornata del campionato della massima categoria di hockey su pista, che vede il ritorno dei rossoneri del Breganze nella massima categoria, quindi qui al Pala Ferrarin ospiteranno la formazione toscana del Follonica. C'è grande emozione, anche un po' di tensione per questo ritorno in Serie A. Una squadra che l'anno scorso si è conquistata coi denti, con la cattiveria, con
la grinta, il ritorno nella massima categoria di questo pazzo sport, come lo chiamo io, e gli stessi confermati, la formazione che si è conquistata la Serie A 1 questa sera e per tutta la stagione darà il meglio di sé per ben figurare in questo bellissimo campionato che parte questa sera. Abbiamo già archiviato Monza Bassano 4-4, mentre sono sull'uno pari Giovinazzo Valdagno. Tutto è pronto per le formazioni. Intanto vi leggo le formazioni ufficiali per gli ospiti del Follonica. Con il 7 Panini Federico, con l'8 Pasquale Lorenzo, con i 16 Vega Marcos, con il 15 Vanini Francesco, con il 49 Robega Alessandro, con il 54 Fantozzi Andrea, con il 56 Maggi Adriano, con il 97 Fabio Edoardo, con l'85 Bracale Claudio, con l'88 Mugnaini Marco, in panchina Silva Sergio. Ed ora per il Breganze, i padroni di casa, con il 25 Giuseppe Tagliapietra, con l'1 Marco Todeschini, con il 5 Pietro Agostini, con il 19 Gabriel Cairo, con l'88 Costanaro Cristian, con il 27 Tagliapietra Giovanni, con l'87 Volpe Tommaso, con il 28 Tommaso Battaglini, con il 13 Antonio Tagliapietra, con il 53 il capitano Stefano Dal Santo. In partene eh? In panchina Gabriele Tiello. La partita verrà diretta dai signori Rago Alfonso e Vischio Giacomo. Ausiliari Luigi Luna. Tutto è pronto. I padroni di casa attaccano da sinistra, dalla vostra sinistra. Dalla destra difende il Follonica. Allora vedo subito Marco Svega, Andrea Fantozzi con il 7 Pagnini e con il 15 Banini, logicamente tra i pali Mugnaini Marco. Risponde il Breganze con il suo quintetto, tra i pali Giuseppe Tagliapietra, poi c'è Capitan del Santo, con l'87 Tommaso Volpe, con il 5 Pietro Agostini e Gabi Cairo con il 19. Ecco qua, anche sul tabellone si accende la partita, confermiamo i quintetti base. Poi durante la partita avrò modo di magari commentare le nuove regole. Occhio alle panchine perché solo l'allenatore potrà stare in piedi. Gli arbitri saranno attenti a questa nuova regola. Parte subito Fantozzi, Vanini, Marcos Vega, riconoscibile dalla sua chioma rossa, accompagnato da Capitan Dal Santo. Riparte Fantozzi, che ha lasciato quel di Tristan. Giudicato falloso l'intervento di Cairo in danno di Andrea Fantozzi. Riparte Fantozzi, fa il giro, lascia partire, c'è subito il gol di Fantozzi. A freddo, colpito a freddo, Giuseppe Tagliapietra, nasconde la palla, Andrea Fantozzi lascia partire un fendente. Vedete il replay, nasconde la palla Andrea e fredda sulla sua sinistra. Dopo solo 30 secondi di gioco, Follonica
e riesce già a portarsi sull'1-0. Ora riparte Bernardi con Cairo, bello il giro dietro porta, disturbato dal giocatore in maglia azzurra, blocco di Vega, ma ancora Fantozzi. Andrea torna indietro, scarica fuori sul 7, Pagnini Federico, riporta di nuovo da lontano Fantozzi, contro centro area tra Capitan D'Alsanzo e Marcos Vega. Nuovo riparte Bagnini, Fantozzi, tantissime palle già toccate da Andrea. Sembra passi tutto per lui, Vega fa buona guardia Giuseppe Tagliatietro, però poi non si intende con Agostini e lascia ai 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 un gol anche questo a freddo, colto un'altra volta di sorpresa, Tagliapietro. Bagnini con il 7 va a segnare il 2-0. Doppio time out acceso al tabellone. Quindi 1 minuto e mezzo, avvio difficoltoso dei padroni di casa qua al Pala Ferravia. 2 gol subito a freddo. Chiamato subito il time out da Mister Tiella. Vediamo se saprà subito aggiustare il tiro. Partita bomba al Follonica, subito con Fantozzi, pericolosissimo. Ha segnato dopo 27 secondi. Parte la torsità rossonera ad incitare i propri giocatori. Logicamente formazione giovane, a parte Capitan Bomba dal Sanza. Ripeto, la formazione che a maggio, fine maggio dell'anno scorso, proprio su questo campo, si è conquistata contro il Correggio e l'accesso alla massima categoria. Ora su di noi Volpe, recupera palla, Volpe, disturbato da Fantozzi che sembra essere ovunque. Banini, ora in fondo dall'altra parte sul capitano Follonica, ovvero Pagnini con il numero 7, Pagnini Federico. Contro centro area tra Dal Santo e Banini. Riparte Breganze con calma. Sotto di noi Agostini, scambio, blocco, Cairo, Gabi Cairo, Capitan Dal Santo. Ha preso un po' di coraggio, la formazione rossonera. Tommaso Volpe prova a mettere in mezzo, c'è il tocco, non riesce a toccare il volo a Gabi. Riparte subito, velocissimo, Banini con il 15, bomba da fuori. Fuori area. Ha fatto buona guardia, sembrava Giuseppe Tagliapietro, riparte velocissimo il Breganze che sembra avere ingranato se non altro la seconda marcia. Dopo un avvio difficoltoso in prima. Vega, Banini. Ancora sotto di noi Vega con il 16. Cambia con Banini, bomba da fuori. Era quasi indirizzata al 7, alla traiettoria. Cairo, un po' spinto da Fantozzi, il giro dietro porta. Fantozzi velocissimo, le frega la palla, poi arriva Capitan Dal Santo, palla in mezzo, Volpe, perde un secondo il primo controllo. Aveva luce per il tiro. Ancora Dal Santo. Gabi, attenzione, perde la palla, riparte. Bella parata sul tiro da fuori di Marcos Vega. Palla ancora per Breganze. Agostini, Dal Santo. Gabi Cairo. Ancora Dal Santo. Bomba da fuori Dal Santo. Ci mette il pattino Mugliaini. Bello il fendente da sotterra di Stefano Dal Santo. Il Matusa della formazione rossonera. Dal Santo alla 17ª stagione in rossonero.
classe 1993. Da fuori Follonica, sempre con Bagnini. Ora riparte con Cairo il Breganze. Bomba da fuori di nuovo di Agostini. Lo vanno a bloccare in due quelli di Follonica, ma ancora non vede Agostini. Liscia al volo, no. C'era stato il tocco di Gabi, ma Mugnaini, Marco Mugnaini, portiere col numero 88, classe 2007. Giovanissimo anche Mugnaini. Capitano Bagnini. Bella la copertura di Breganze che ora riparte. Agostini in mezzo per Volpe. Non riesce a controllare Tommaso. Time out chiesto questa volta dalla formazione toscana. Bello l'avvio del Follonica, forse anche timorosi, un po' emozionati i ragazzi di Breganze che poi dopo la doccia fredda dei due gol in 90 secondi si sono messi d'impegno, resettato e hanno disputato i successivi 6 minuti a livello di Follonica, che poi non è più riuscito a rendersi pericoloso. Vediamo se Breganze adesso riuscirà a trovare il gol che li farebbe entrare a fuoco e fiamme nella partita. La torsida del Palaferrari è attivissima. Non mi sembra c'è un cambio dalle file del Follonica. No, no, tutto uguale. Rimangono i quintetti base. Bella l'iniziativa di Breganze. Poco fortunata. Si ripartirà angolo alla sinistra di Mugnaini. Bello, arriva giù, capitano d'assalto, bomba fendente, non gli parte. Un tiro cattivissimo. Rago fischia con un buon anticipo. La palla a due. Era ancora visibile però in mezzo alle gambe del portiere. Vega contro Agostini, Volpe, Agostini. Attenzione, non c'è aggancio, fanno correre gli arbitri, rimane a terra Fantozzi. Continua Breganze, bisogna però, preferisce fermare il gioco adesso Rago Alfonso, mentre Fischio chiama l'intervento del personale sanitario. Quindi cronometro fermo. Andrea Fantozzi col suo 54 dovrà. No, non dovrà uscire, sì, perché ormai è stata chiamata il personale medico, quindi Andrea dovrà uscire. Mi sembra pronto Figlio d'arte, Braccali, proprio Braccali, a dare il cambio a Fantozzi. Con l'85 Braccali Claudio. Riparte Breganze in attacco che adesso gioca con tutt'altro piglio. Si può dire quasi quasi che gli hanno fatto bene. Gli ha fatto bene la Freddo Cairo per un non nulla. Fa la barba al palo, a Mugnaini battuto. Si riprova dall'altra parte Cairo. Ha ingaggiato una lotta personale con Mugnaini.
Ora è Paglini, Ischia, Rago, sulla palla Bracali, dietro, Capitan Paglini, scarica di nuovo su Panini, Bracali, Pagnini, Vanini, bello scioglilingua. Attenzione, cerca il cambio, il triangolo, non viene tra Cairo e Agostini, la palla rimane sulla stecca di Cairo, che poi recupera una bella palla, Cairo tutto solo da portare, destra e sinistra, non riesce la conclusione. Aveva cercato di incantare Mugliaini, ma poi è andato fin troppo lungo. Ancora Banini, Banini nell'angolo, Bracali, Bracali messo all'angolo da Capitan dal Santo, subisce il fallo, Claudio Bracali, si ripartirà con la palla per Follonica, dietro porta, Marcos Vega, taglio fuori per Banini, niente di fatto per Follonica, ancora Bracali, Banini, Marcos Vega cerca profondità, mette in mezzo, ma c'è il comando di Tagliapietra, era quasi un passaggio, parte Volpe, fa la finta, cerca il tiro, secco su Mugnaini, palla a 2, velocissimi, soprattutto velocissimi dicevo gli arbitri, Rago e Vischio a fischiare la palla a 2, non tentennero, appena il portiere riceve palla e si ferma in mezzo, il fischio arriva subito, non c'è tempo per l'attaccante di andare a scavare con la stecca, Volpe! Niente di fatto, un po' sfortunata anche la battuta di Agostini che però recupera una bella palla, da solo. Erano già tornati i suoi dal tanto da fuori, barba al palo alla destra di Mugnaini. Riparte Bracali, testa bassa, riparte con Capitan Paglini, scarica dietro su Banini. Banini, blocco di Pagnini, di nuovo ancora Banini. Banini, scontro con Agostini. Tiro da fuori, intercetta Agostini. Belli 10 minuti di Breganze adesso. Si gioca prevalentemente nella metà campo di Follonica. Sale il coro degli ultra del Palaferrari, gli ultra Breganze, nell'angolo nell'angolo sinistra della tribuna di fronte a voi, quella visibile dallo schermo. Marcos Vega passa dietro porta Bracali, Banini in mezzo per Bracali che colpisce una traversa internissima, possibile contropiede dal Santo Agostini e 2 volte Mugnaini dice no, prende 2 steccate, un po' aggressivo Agostini nel tocco, l'ha colpito 2 volte al fianco nel tentativo di ribattere, intanto c'è un cambio, esce Volpi, fa il suo ingresso, il più giovane dei fratelli Tagliapietra, Antonio Tagliapietra, con il numero 13. Primo cambio, quindi dopo quello forzato per il leggero infortunio di Fantozzi, riparte Vega con il 16, scambia con Bracagli. C'è stato anche il cambio del capitano del Follonica, è uscito Paglini, è entrato con il numero 8, Pasquale Lorenzo. Pasquale con la U. Bracali, Banini. Marcos Vega, la palla sopra la traversa. Bella l'imbeccata di Banini.
taglia Pietro Antonio, scarica su Capitan dal salto, riparte dal salto, Agostini, Battagli, è entrato anche Battagli, sono perso il cambio, è andato a accomodarsi in panchina, non vedo più Cairo, quindi Agostini taglia Pietro Antonio dal salto e Battagli contro Bracali, Vega, Vanini e Pasquale. Riparte Braganza, taglia Pietra, sfonda il guantone di Mugnaini sulla ribattuta, riparte Follonica, ma chiude bene la difesa di Breganze. Adesso la partita è bella, combattuta, equilibrata, occasioni da entrambe le parti. Bello il contropiede di Breganze, bellissima anche la parata di Mugnaini, che con un colpo di reni riesce a dire no al tiro. Il giocatore rossonero chiede la distanza, Mischio, palla ancora per Breganze, fa il giro Agostini, ma ci ha provato Battaglini con il 28. Attenzione, fallo a favore di Breganze, situazione falli, 0 Breganze, 2 per gli ospiti toscani del Follonica. Visco spiega qualcosa a Pasquale, no, scusate, a Banini che sembra non convinto, dal Sando gli ruba la palla Vega, va su, bello il cambio, Banini Vega, niente di fatto, ancora Vega, dietro porta ancora Banini, aspetta, fuori, Bracali che riscarica però su Banini, in mezzo a Vega, si cercano, si guardano i Follonica, ripartono con Pasquale, Banini aveva ricevuto da Pasquali, bomba da fuori, legge bene, taglia Pietra che il cui guantone manda direttamente in tribuna la palla. Si ripartirà con la palla per Follonica. Siamo quasi a metà del primo tempo, 13 minuti netti che separano dalla fine della prima frazione di gioco. Riparte Breganze, taglia Pietra per mezzo, cerca velocità, scarico dietro da Santo per il tiro, tocco di Mugnaini. Davvero sugli studi il portiere del Follonica, il giovane portiere del Follonica, 2007, 18 anni, Mugnaini. Da fuori è rientrato Fantozzi, cerca la bomba, è uscito Vega per Fantozzi. Dal Santo alza la testa, aspetta profondità, riceve Battaglini, uomo più profondo che poi però risale. Abite 5 secondi, va di quello bellissimo, wow, una parata fantastica di Mugnaini, Agostini aveva già il gol sulle labbra, la gente di Breganze stava saltando, peccato, bravissimo però, bella azione. Ora però riparte Bracali, la mette per Fantozzi. Agostini è andato poi in panchina, ha lasciato spazio a rientrante Cairo. Quindi Capitan dal Santo, Cairo, taglia Pietro Antonio e Battaglini. Dall'altra parte Banini che non è ancora uscito, Fantozzi, Bracali e Pasquale. Attenzione Antonio, bello, ma c'è un super Mugnaini, ancora taglia Pietra, non vuole entrare la pallina questa sera, stregata alla porta, difesa da Mugnaini, Fantozzi, bella respirata Pietra, bellissimo il recupero di Cairo, ora dal Santo, preme fortissimo Briganze, vuole trovare il gol che sblocca la partita, da fuori, un tentativo di Bracali
È rientrato anche Capitan Pagnini. Ora va in fondo Pasquale, fa il giro Banini, Fantozzi Banini, dall'altra parte Pasquale, scusate era Pagnini, bomba da fuori, Banini ma riparte Breganze, perde un tempo, Battaglin, ora combatte Taglia Pietra Antonio, classe 2007, anche lui 18 anni quest'anno, già massima categoria. E ora c'è anche spazio per Cristian Costerano, girando di cambio, esce Battaglini. Manca l'ingresso di Taglia Pietro Giuseppe, poi Mister Tiella avrà fatto girare tutti i suoi. Attenzione perché una Pasquale per il fondo, esterno rete. Solo l'illusione del gol per Pasquale Lorenzo. Ora Breganze, bel cambio gioco, per velocità Gabi Cairo in mezzo. Niente di fatto. Gabi Cairo si è fatto l'anno scorso a Grosseto, proveniva dal Barcellona, dai Blaugrana. Ora è il diamante luccicante di Mister Tiella. Pasquale vede un fallo su Fantozzi da parte di Cristian Costanaro. Gli danno il 5-2, non è successo niente. Ha preso un colpo sulla bocca Andrea Fantozzi, bomba da fuori. Era bella nascosta. Fuori misura però. È proprio Costanaro che riparte, dribbla anche l'arbitro, dal Santo. Gabi Cairo, Costanaro, blocco di Tagliapietra, Costanaro, destra-sinistra, scarica su Tagliapietra, finta, no! Fortunata Breganze. Non vuole entrare la palla. Fantozzi da fuori, Pascal, Fantozzi, Bagnini, Bagnini, Pascal, numero 8, Fantozzi, Andrea, destra-sinistra, palla nettamente sopra la traversa. Avevo fatto buona guardia a Giuseppe Tagliapietra. Ora riparte Costenaro, finta, va in mezzo, palla sotto gamba. Scarica su Gabi Cairo che trova spazio, il tiro un po' innocuo. Ancora niente di fatto. Un super Mugnaini, c'è il fallo sotto gli occhi dell'arbitro che però lo registra come un fallo normalissimo. Neanche fallo di squadra perché vedo che rimangono due. Ah, non hanno aggiornato i tabelloni, perdonate. Siamo 5 i falli per il Breganze, 3 falli per gli ospiti. Breganze è davvero sfortunato, gli manca davvero solo il gol. Dopo la doccia fredda, Breganze ha giocato sullo stesso piano del Follonica, poi sicuramente un super Mugnaini Marco ha fatto la differenza. Numerosi gli interventi di Marco Mugnaini, 18enne portiere di Follonica, che ha sempre detto di no ai giocatori biancorossi. Eccolo qua, entra anche Giovanni Tagliapietra.
gli ha dato il cambio suo fratello più giovane, si tolgono solo un anno. Giovanni Antonio, 2006-2007, 19-18 anni. Il più vecchio, se vogliamo chiamarlo, dei fratelli è Giuseppe Tagliapietro, il portiere, con i suoi 21 anni. Famiglia di hockeyisti, cresciuti a pane e hockey, fin dall'asilo. C'è anche un nuovo ingresso nel Follonica, è il numero 56 al secolo Maggi Adriano. Quindi Pasquale Maggi, Capitan Pagnini e Fantozzi. Costenaro, ora in mezzo! Non riesce la direzione a bola del Cairo. Potenziale contropiede e Pascal dice di no, Tagliapietra. 6 minuti e 31 alla fine del primo tempo. Attenzione, Capitan Dal Santo. Va giù, non si intende bene con il tagliapietra medio, ovvero Giuseppe, scusate, Giovanni. Attenzione a Capitan Pagnini. Capitan Pagnini si gira, torna indietro, non c'è nessuno in mezzo. Si agganciano tra di loro Pasquale e Costenaro, uno 8, l'altro 88. Con tutti quegli 8 ci sta che si intreccino. Fantozzi, guardate che controllo, palla difesa, prova la piccadigna. Niente di fatto. Riparte Giovanni Tagliapietra, scarica su Dal Santo che preferisce ragionare e tornare da dietro. Gabi Cairo. Giovanni. Tagliapietra, Costenaro da fuori. Ancora Dal Santo, Costenaro. Costenaro finta, si porta in mezzo, difende bene la palla, ma quasi fino in fondo. Poi difende bene Pasquale. Finisce a terra, Costenaro subisce fallo. Fallo di Pasquale che poi tende la mano. È stato comunque come un fallo di squadra che porta a 4 i falli commessi dalla formazione toscana. Cambio esce Costeraro. Rientra col 5 Agostini. Pietro Agostini che riceve adesso la palla qua sotto di noi. Va giù sulla destra, nessuno è pronto in mezzo per il taglio. Agostini Dal Santo, tiro da fuori, la vedi Mugnaini, alla prima lì la palla. Giovanni Tagliapietra, parata di Mugnaini. Poi c'è il fallo di Giovanni. Rago Alfonso assegna il fallo. No, sì, fallo. Si riparte sull'angolo destro, alla destra di Mugnaini. Capitan Pagnini col suo 7 in mezzo. Riparte in realtà Vega Fantozzi. A parte il giocatore che tocca adesso la palla. Che è Maggi. Sta giocando il quintetto base, il quintetto iniziale di mister Silva Sergio o Sergio Silva. Avanti così. Ora Follonica è cresciuto un po', è calato un po' Breganze. Finiscono tutte e due, Dal Santo e Vega, sulla balaustra. Nessuno si fa male. A volte questi giocatori sembrano fatti di gomma. Magico, il C56 cerca il cambio, capisce tutto. Il giocatore di Breganze Agostini!
Ma Mugnaini caricato a molla. Mugnaini per ora MVP di questo primo tempo. Non rubo niente. A Follonica se dico che Breganze meriterebbe una rete per quello fatto vedere in questo primo tempo. Primo tempo che ci regalerà ancora 204 secondi. Vega, Vega, Vega. Fantozzi. Bello, lo vede all'ultimo. Giuseppe Tagliapietra, ma Fantozzi. Andrea l'aveva scagliata da metà campo nel setto opposto. Rientra anche Tommaso Volpe. Volpe Agostini. Giovanni Tagliapietra è capitano dal Santo, instancabile. Non ha mollato un metro. L'unico giocatore, portieri a parte, di questo primo tempo a non avere mai abbandonato il terreno di gioco. Maggi, Maggi Fantozzi, Fantozzi, Pagnini, Fantozzi. Prende velocità Andrea, va giù, prova a mettere in mezzo con una mano. Legge bene, taglia Pietra Giovanni. Attenzione, ci riprova! Agostini, Mabugnaini! Oggi è come il tonno, insuperabile. Davvero una super prestazione per il numero 88 del Follonica, ovvero per il portiere Mugnaini Marco. Time out chiesto dalla panchina toscana quando mancano 2 minuti e 18. Penso che possa essere contento Tiella Gabriele, il mister di Breganze, i suoi dopo la doccia fredda hanno messo in campo una prestazione di notevole livello a cui solo un super Mugnaini, Marco Mugnaini, da Bolente, ha detto di no. Dal Santo Tagliapietra Giovanni, Tommaso Volpe che riceve la sua palla e Agostini. Agostini alza la testa dal Santo, finta. Bello il pedente in mezzo, niente di fatto, non vuole entrare. Ancora Tagliapietra, nugolo di stecche, alla meglio comunque Breganze che con Agostini vuole uscire, ma poi la aggancia. Banini Francesco con il 15 che lancia Fantozzi, carica la bomba, fa la finta. Torna indietro, si appoggia di nuovo a Banini. Vega, fallo. Legge un fallo per Breganze che porta a 5 quelli di Follonica, a 6 quelli del Breganze. È solo il primo tempo. Combatte Capitan Pagnini, va fino in fondo. Ce ne sono in mezzo, appoggerà Fantozzi, incrocio con Fantozzi, no, riparte dallo stante con Banini. Banini Fantozzi. Ancora Banini che ha fatto il giro, si fa trovare dall'altra parte. Fantozzi. Sono i 4 esterni che hanno iniziato, quelli di Follonica. E a parte Tagliapietra, ce ne sono 3 di Breganza. Dal Santo scivola. Onestissimo Stefano. Neanche ha provato a simulare di aver servito il fallo. Da fuori ancora Capitan Pagnini, scarica su Fantozzi. Banini. Vega. Fantozzi.
Palla disturbata da Tagliapietra, ma rimane in possesso degli azzurri. Venga, guarda il cronometro, 28 secondi. Vogliono concludere in attacco quelli di Follonica, ma quello spione del cronometro dell'azione segnava di secondi. Oh no, peccato. Butta le ortiche Volpi. Ci sono ancora 11 secondi per Follonica che va fino in fondo, mette e mezzo. Il fendente di Vega non è agganciato da Banini. Riparte Fantozzi, 2 secondi e 50, proverà il tiro, no, aspetta la sirena. E finisce il primo tempo, un bel primo tempo. Lo ripetiamo ancora, dopo la doccia fredda dei primi 2 minuti. Breganze ha fatto vedere di che pasta è fatta e ha tenuto benissimo il passo di Follonica. È solo una prestazione magistrale sino adesso di Mugnini Marco. Ha tenuto a zero lo score dei rossoneri. Nel primo tempo dal Pala Ferrari è tutto. Desmond vi dà un breve saluto. Ci vediamo tra poco. Stay with us. Attenzione, il tiro al gol. Il gol di Jimenez, il gol di Jimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
Allora, signori, siamo tornati, consapevoli, sì, di avere un ritorno in cuffia un po' fastidioso. Vediamo se riusciamo a sistemare questo ritorno, se no dovremmo farcene una ragione. Riparte quindi il secondo tempo, inversione di campo. I beniamini di casa attaccano ora dalla vostra destra. Fermo, si riparte con la palla a Vega. Fantozzi Vega, Capitan Pagnini e Banini. Quintetto iniziale dall'altra parte. Invece Tagliapietra. Tagliapietra prende il posto di Cairo, che aveva iniziato nei primi 5 il primo tempo. Bomba di Vega. Legge bene Giuseppe. La palla è in penna. Adesso sembra meglio. No. C'è sempre questo fastidioso ritorno. Riparte Dal Santo, capitano Dal Santo gli viene incontro. Agostini ha un primo controllo difficoltoso, poi recupera. Scarica su Tagliapietra, Antonio. Dal Santo. Volpe. Fuori la palla, arriva fin da Giuseppe Tagliapietra che quasi voleva segnare una bellissima parabola, giusto in linea. L'ho visto preoccupato Mugnaini, perché una palla così non sembra dove può andare. Vega combatte contro Tagliapietra. È partita a sprombattuto la formazione rossonera. Fantozzi. Vega. Fantozzi. Fantozzi va fino in fondo e poi impatta contro Giuseppe che fa un miracolo. Forse c'era la palla a 2 perché la palla era sotto le gambe di Giuseppe. Ha aspettato un attimo a fischiare l'arbitro, tanto che c'è stato il tap-in del giocatore di Follonica, ma ancora prontissimo Tagliapietra a dire di no. Volpe, un bel fendente, di poco fuori. Riparte Capitan Pagnini, Fantozzi, Vega, Fantozzi, Banini, Vega. Vanno a nastro i tamburi rossoneri in attesa di esplodere sul gol dei loro beniamini. Vega, Vega. Un altro
È partita molto bene Breganze in questo secondo tempo. Non si è fatta cogliere impreparata, come fu nel primo, come accadde nel primo, usando il passato remoto, perché così deve essere per i ragazzi di Mister Tiella. Se non devono dimenticare quei 2 minuti fatali che stanno decidendo adesso la partita. Se guardate lo score nel sito della federazione, ci sono solo i falli, gli 11 falli commessi dalle formazioni dopo i 2 gol arrivati nei primi 90 secondi. La sentite dai microfoni? La torsida, gli ultras rossoneri, pochi ma rumorosi. Incaggia, capisce tutto Fantozzi, che va fino in fondo, taglia pietra e gli dice di no. Poi subisce il colpo del pattino di ritorno di Andrea, che va subito a chiedere scusa. Belle queste cose, quelle che fanno bene allo sport. Nel saltare, Fantozzi ha impattato su Giuseppe, logicamente involontariamente. È partito un doppio P dalla bocca di Andrea Fantozzi, perché non gli è riuscito quello che gli passava per la mente. Oh, mega, mega, mega! Esterno rete, non gli è riuscita la piccadigna, poi Loco tutto buono, Agostini va con taglia pietra, Agostini, Agostini, Agostini! Ancora Mugnaini! Ragazzi, che portierino! Rimane agganciata la stecca di Fantozzi! C'era qualcosa che non andava! La stecca di tagliapietra è rimasta agganciata, non ha avuto possibilità. Antonio di effettuare il tiro a tu per tu con Mugnaini. Ora Capitan Paglini dietro porta, rigore. Rigore e blu per Capitan Dal Saschi. Lo rivedremo poi al VAR. Giudicato ultimo uomo da Rago. Quindi punizioni di prima. Ricordiamo, ecco, nuova regola, novità 2005-2026. Anche se Andrea Fantozzi dovesse segnare, Breganze rimarrà comunque in 3 per 2 minuti. Quindi non è facile segnare. È rigore. Conciliabile, sì. Rigore, e l'altra novità è che il rigore il giocatore potrà muoversi, scegliere se tirare ma anche muoversi. Infatti fa la finta e poi c'è il gol. Fantozzi porta sul 3-0. Follonica. Abbiamo visto come Fantozzi ha fatto finta di tirare, poi è riuscito ad avere la meglio di Giuseppe Tagliapietra. Quindi Follonica, dopo la bellezza di 27 minuti senza reti, Follonica solo con la concessione della massima punizione concessa da Rago Alfonso sotto i suoi occhi
il fallo commesso da Capitan Bomba dal Sanso. Adesso 2 minuti di fuoco per Breganze che dovrà tenere botta in 3 giocatori. La 0 di Breganze arriva dopo 4 minuti e 33. Quindi Tiella schiera l'uomo di peso, Costenaro Cristian. Bello piazzato, dotato fisicamente. Taglia Pietro Antonio e Agostini. Sono i tre chiamati a difendere la loro porta e il loro portiere per questi 2 minuti di inferiorità numerica. Cercheranno logicamente di perdere più tempo possibile. Ci riesce benissimo. Antonio Dalla Pietra. Ah, peccato questo suggerimento di Costenaro. Ora si dispongono in mezzo all'area a 3 giocatori di Breganze. Bella Costenaro. Cercherà di perdere più tempo possibile. Ha salito bello questa liberazione. Azione, niente di fatto. Mi si sono bloccate le parole in bocca. Erano 2 contro 1 di uomini di Breganze, ma serata stregata al Palaferrarin. Ora ci mette il pattino Capitan Pagnini. E niente di fatto ancora per Breganze che quasi trova il gol in 3. Sarebbe stato davvero un'esplosione per il Palaferrarin e per 3 uomini in campo. Bravi comunque. Costenaro taglia Pietra ed Agostini a difendere la loro area dal quartetto azzurro-blu. Attenzione perché ora va dentro Vega. Chiudono bene quelli di Breganze. Corrono i secondi. Bello l'intervento di Costenaro. Palla torna su Fantozzi. Giocano a flipper logicamente i ragazzi di di Sergio Silva. Palla che si impenna. Ma mancano pochi secondi al rientro. È pronto Gavi. Eccolo qua, Gavi Cairo. Quindi almeno Breganze, dopo aver subito il gol inflitto da rigore e battuto di Andrea Fantozzi, è riuscita a entrare a difendere bene Agostini tira. Porcata dal patto di Fantozzi. Fortunato il tapin di Tagliapietra. Bello il passaggio in mezzo alle gambe. Fuori per Costenaro. Cristian Costenaro. L'uomo delle 2C. Cristian col CH. Bello il passaggio. Peccato. Rimane in mezzo alle gambe la palla di Gambi. Poi non si intende per Agostini. Agostini lo aspettava lì. Pietro Agostini si aspettava che Gabi rimanesse a centro area, le aveva servito una bella palla, ma purtroppo lì non c'era nessuno. Ancora Breganze, Agostini si nasconde e poi tira. Sugli Parastinchi o di Fantozzi o di Capitan Pagnini che ora dà il cambio a Pasquale con il numero 8 Pasquale Lorenzo. Vega. Il Roscio Vega. Avanti così. Per entrato Pasquale recupera Costenaro. Bella la palla, la domestica Agostini, bomba! La sporca Vega. E c'è gol! Finalmente Breganze viola la porta difesa da Mugna
Munjaini, gol rosso-nero, accorcia le distanze, ha segnato Agostini, gol di Pietro, scusate, bellissimo gol di Pietro Agostini. Scusatemi, il gol è di Cairo Gabriel. Era apparso Agostini nell'enfasi, l'ho battezzata male. Il gol è assegnato a Gabi Cairo che si sblocca alla sua prima stagione rossonera e riporta a distanza di 2 la formazione di casa. Vediamo se adesso il Breganze troverà ancora più convinzione e spinta. Riparte Tagliapietra. Ah, distribuito la Banini solo, dice di no. Tagliapietra, sto bravissimo Banini. Andassi a... Aia, l'ho persa mentre guardavo cosa stava succedendo. Warning. Solo warning per Costenaro. Solo warning, per fortuna per Costenaro. Entrano i giovani atleti delle formazioni minori, dotati di pattini, con il mocio per asciugare il sudore lasciato da Cristian Costenaro che va a chiedere scusa a Vega, su cui a vista, a detta dell'arbitro Rago Alfonso, aveva commesso Cristian Costenaro. Riparte benissimo veloce Breganze. Oh, la palla non arriva, Tagliapietra. Riparte velocissimo Pasquale su Fantozzi. Fantozzi torna indietro. Vega. Vega Panini. Banini con la B. Banini con la B. Pasquale con la P col numero 8. Vanno giù a destra. Vega, 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 Vega. Tagliapietra, no. Sfortunato Tagliapietra. La sua ribattuta torna sulla stecca di Vega che va a segnare. Risultano i giocatori del Follonica che si riporta a +3 col gol di Vega. Adesso andrà in onda il replay. Vedete, aveva fatto bene Tagliapietra, poi la palla rimane lì. Il più lesto di tutti è Vega che sfrutta la ribattuta e segna il 4-1. Breganze deve crederci. Solo un po' di sfortuna e una super prestazione di Munjaini. Sta tenendo Breganze a 3 gol di distanza dalla favorita dell'incontro. Parte Breganze, Cairo dal Santo, niente di fatto, palla fuori, non la aggancia Agostini, Tagliapietra ha un colpo di stecca a palla ombella, attenzione perché riparte Follonica, bomba da fuori, esce tantissimo Tagliapietra, riporta il Santo, potenziale contropiede, perde un tempo. Era più libero Antonio davanti alla porta, scontro Cairo va a battere quella faccia sulla spalla di Pasquale involontariamente. Cairo che aveva controllato male il passaggio. Riparte Vanini. Pasquale, Pasquale, detto giusto. Fantozzi, bomba da fuori. Un missile che però non trova fortuna.
Attenzione, tagliapietra con calma. È l'altro tagliapietra ormai. È entrato Giovanni al posto di Giuseppe Dal Santo. Cairo, cioè Agostini. Perdono palla però. Fantozzi, Fantozzi. Torna indietro. Ancora Follonica. Sembra un po' più padrone del gioco. Gioca anche un po' più tranquilla. Forte nel vantaggio di 3 gol. Attenzione Cairo, vai a sbattere su Banini. Ma è ancora lì Cairo. Il talento spagnolo. Ripetiamo, proveniente dal Grosseto. La stagione l'anno scorso, quella di Cairo, segnata dagli infortuni. Ora torniamo in campo. Pasquale ci mette il corpo Agostini. Taglia pietra Agostini. Agostini torna indietro. Palla al neo entrato Battaglini. Agostini. Lotta con Fantozzi. Poi deve appoggiarsi a Battaglini. Battaglini col 28 va giù. Torna indietro. Trova Giovanni Tagliapietra, tiro di Tagliapietra, ribattuto da Pasquale. Riparte Banini, che lotta con Tagliapietra qua sotto di noi. Alla meglio Tagliapietra, agganciato. Addirittura. Portiere. Giallo per la panchina. Solo warning per la panchina che aveva urlato blu. Si scusano o il portiere o il preparatore di Breganze. È solo un warning. Era partito davvero cattivo Rago nei confronti della panchina. L'aggancio c'è stato, forse. Attenzione, Agostini! Cosa ha preso Mugnaini? Cosa ha preso Mugnaini? Ve lo ripeto, cosa ha preso Mugnaini? Super parata. Ha fatto tutto bene Agostini. Lo ha fatto sdraiare con la finta. Poi quando credeva di aver avuto la meglio, il guantone, il riflesso fulmineo, felino di Bugnaini gli ha detto di no. C'è un po' di scontentezza sulla panchina e sugli spalti rossoneri. La torsida e gli affezionados del Paraferrarin ce l'hanno un po' con l'arbitro Rago. Bomba da fuori dal Santo. La prende Banini che adesso riparte cattivo a fino in fondo. Un po' toccato alle spalle. In questo caso lascia correre Rago. C'era il tacco di Tagliapietra. Battaglin dal Santo, Agostini, bella palla in mezzo. Atterrato Tagliapietra, dice di no Rago. Oh, e stavolta non è preciso Pasquale, la palla era passata sotto i gambali di Giuseppe Tagliapietra. Niente di fatto, si gira, palla un bella distante, da portiere a portiere. Da Tagliapietra a Mugnaini. Bracali
Un altro giovanissimo cresciuto nelle file del Follonica. Riparte però velocissimo il Breganze. Doppia finta, finisce per abbattere la porta. Battaglini. Siamo già dall'altra parte, Vega. Aspetta, taglia fuori. Poi Pasquale non è preciso, la palla ritorna a Vega, di nuovo Pasquale, di nuovo Vega. Piccadigna, para Tagliapietra. Pasquale avrebbe avuto tutta la luce per ritirare in porta. A Tagliapietra ancora scoperto. Preferisce ripartire. Ora riparte di nuovo Agostini. Agostini, Piccadigna, niente di fatto. Battaglin. Battaglin dal Santo. Cambio. Esce Agostini, entra Tommaso Volpe. Fox per gli amici. 9:43 al termine. Pasquale. È entrato Capitan Pagnini. Federico. Che ora la palla, fa la finta, si apre la luce. Para bene Tagliapietra. Ora Volpe scende giù a destra, si ferma, torna indietro. Battaglini. Tagliapietra. Il medio. Col 27. Giovanni. Bomba da fuori di Volpe. Sporca qualcuno, la palla esce dal rettangolo di gioco. 8:53. Ancora palla per Follonica. Riceve Bracali. Al secondo anno nella massima categoria. Con la maglia della sua squadra dove è cresciuto. Claudio ha anche un fratellino Diego, quest'anno campione under 15. In quel di Castiglione. Velocissimo il cambio con Banini, riceve palla e niente di fatto. Si lamenta Banini. Dice che è trattenuto e l'arbitro non vede. Battagli col 28. Tagliapietra, Volpe. Volpe Tommaso, quasi al volo. Bracali. Gliela legge, gliela porta via. Riparte Bracali, Banini, finta, niente di fatto. Di nuovo Banini, Volpe, Bracali e Volpe, tocco di stecca, la palla arriva lì dal Santo, finta, non arriva la palla, niente, va a chiudere ancora Mugnaini. Poteva fare più male. Questo gol da manuale. Si aspettano Banini e Pasquale. E il Follonica si allontana mettendosi a distanza che possiamo definire di sicurezza sul 5-1 quando mancano 7 minuti e 19. Time out chiesto da Tiella. Peccato perché Follonica e Breganze era rimasta tanto in partita tutto il secondo tempo.
Al 3-0 aveva risposto col 3-1. Poi fatale rigore di Fantozzi. E questo gol è realizzato da Pasquale Lorenzo, imbeccato benissimo da Banini Francesco, che si è andato a prendere la palla e ha confezionato l'asse. Dal salto da fuori, ma innocuo. Volpe. Taglia pietra, è tornato Antonio, il più giovane dei tre fratelli. Dal Santo, finta, blocco di tagliapietra, poi niente di fatto. Va dietro a recuperare la palla, sono in due sul 56 di Folloni che è entrato da poco. Maggi Adriano, o Adriano Maggi. Bracali, Fantozzi, si abbassano dietro la porta per schivare il missile che ha rischiato di colpire Battaglini. Tommaso. Volpe, Volpe armeggia a metà campo, poi subisce il fallo. Battuto al volo dal Santo, rischiare ancora su Volpe. Poi gol di Volpe! Toccata la palla! Deve a Mugnaini. Ha fatto bene Volpe a crederci e segnare e a tirare da fuori. Un po' fortunato, c'è stato un tocco che ha ingannato, ecco qua il replay. Mi sembra che proprio il tocco della stecca del giocatore di Follonica. Non c'è tempo per rimandarlo. Cinque a 2 quando sono 6 minuti, trovando subito un gol Breganze. Potrebbe sperarci ancora, ci prova Tagliapietra Antonio. Un po' sfortunato. Ora riparte Breganze col suo Agostini Pietro. Finta, Volpe. Volpe adesso un po' meno furbo di Fantozzi che riesce a sottrarre la palla, ma subito Agostini recupera palla, taglia pietra, cambiano velocissimi. Agostini taglia pietra, sfortunato nel controllo. Riparte Follonica, Fantozzi. Fantozzi torna indietro, non ha fretta Follonica. Più 3 a 5 minuti dalla fine. Maggi. Maggi Fantozzi. Fantozzi, mette in mezzo per Maggi. Vega che fa il blocco, scaricano su Andrea Fantozzi. Maggi. Vega. Vega. La palla passa sotto le gambe di Maggi, poi un tiro di Capitan Pagnini. Finisce fuori, taglia pietra disturbato da Fantozzi. Palla finisce di distanza, recuperata da Maggi. Che c'è un fallo in favore di Breganze. Sì. Agostini. Palo pieno di Agostini. Stavolta Mugnaini battuto sulla sua destra. Poco fortunato. Agostini, peccato. Guardate dove ha colpito. Palo internissimo. Che sfortuna. Questa volta Mugnaini nulla aveva potuto.
Taglia Pietra, Antonio, alza la testa, c'è fuori Volpe, preferisce Agostini. Bello il Tappilli, c'è il passaggio, l'assist di Agostini. Non era ancora arrivato Tagliapietra. Agostini dal Santo, Volpe. Volpe, sporcata la palla, rimane lì. Oppa! Niente di fatto, Fantozzi. Dove l'ha messa Fantozzi? Per l'arbitro dal Santo è scivolato. Taglia pietra, Pigadiglia non ce la fa. Niente di fatto, si spingono un po' di qua di là. Stanno un po' saltando gli schemi, si gioca distinto. Mancano 3 minuti e 20. Vincere o morire per Breganze. Le proverà tutte. Le proveranno tutte. I ragazzi di Gabriele Tiella. E questa volta massima punizione a carico di Capitan Bagnini. E ora vogliamo 3 minuti di fuoco per i rossoneri. 3 minuti di fuoco. Tutto è possibile in questo pazzo sport della pallina vulcanizzata. Mi perdonerà il maestro Tomma se uso la definizione da lui fondata, concepita, utilizzata. Vediamo chi si incaricherà di andare sul dischetto. Vedremo quale sarà il dischetto. Breganze vuole provare a crederci. Del resto, il +3 non rende giustizia alla prestazione di uomini di Tiella. Senza nulla togliere a follonica di Sergio Silva. Vediamo chi si incaricherà. Sembra Taglia Pietro Antonio, il fenomeno rossonero. 18 anni. No, niente. Non era l'ultimo uomo. Nuova regola. Solo l'arbitro decide quando è rigore o punizione di prima. In questo caso il fallo era stato... C'è il gol! Il gol mentre mi si iscrivevo! La regola nuova per cui non è stata data la punizione di prima. Segna in superiorità numerica il Breganze. Eccolo qua il gol, andiamo a rivederlo adesso. Agostini, vediamo se Agostini no. Il gol di Dal Santo. Il Capitan Bomba Dal Santo, 17 anni, in maglia rossonera. Si toglie il sassolino dalla scarpa e a 2,38 porta la sua squadra a -2 con 2 minuti pieni da giocare in superiorità numerica. Un gol adesso incendierebbe il Palaferrari. Vogliamo vedere le fiamme qua per i rossoneri. Non ci credono, attenzione, ma solo Vanini gli dice di non taglia pietra. Riparte, potenziale 3 contro 2, capisce tutto Vega. Niente di fatto, l'arbitro fa giocare. Vega ferisce a terra, si rialza. Attenzione perché Vanini va da solo. Lo aspetta, taglia pietra. Tantissimo fuori. Cerca di perdere il tempo, gliela recupera la palla Volpe. Bomba di Volpe! Mugnaini tiene a galla ancora la barchetta di Follonica. O il barcone, o lo yacht, chiamatelo come volete. Il mezzo navigante di Follonica sta ancora galleggiando sotto i colpi dei rossoneri del Palaferrari. 1 minuto e 36, ci vuole il gol per Follonica adesso. Ma e per Breganze, Follonica riesce a perdere 1,5 secoli con questa palla di Fantozzi. Brava a portare a spasso i giocatori di Breganze, ancora Fantozzi che si tripla tutto il Palaferrari, fa passare
quei 35-40 secondi. Adesso rischia addirittura di dare il gol. Invece di no, taglia Pietra. Può ripartire il capitano Dal Santo. 60 secondi per archiviare questa partita che ormai vede i 3 punti in direzione della Toscana. Andremo subito dopo alle interviste. Tanto da salvare di questa partita dei rossoneri. Attenzione Volpe, ancora Mugnaini, MVP. Fantozzi, Pasquale, finisce a terra Volpe. Come finisce? 30 secondi ancora con Breganzi in attacco con Agostini. Volpe! Ancora no, Mugnaini. Finiscono a terra, niente di fatto. Fantozzi e Tagliapietra. Fantozzi e Tagliapietra. La palla riesce a arrivare a Vega. Finiscono abbracciati. Fantozzi e Tagliapietra. Ma si danno un 5. Un amichevole sorriso rivolto da Antonio Tagliapietro. Il talento del Breganze contro il talento del Follonica. Il Fanto, come ama lui scriversi sulla maglietta. Andrea Fanto. Sei mediatrissimo per l'anno scorso lui dove si era inserito veramente bene. Poi ha preso un'altra strada. 10:15. Cantano quelli di Breganze, può essere contenta la gente di Breganze. Breganze che dopo aver subito questa sconfitta interna, settimana prossima andrà in trasferta a Lodi. Trasferta impegnativa per un Lodi che oggi deve ancora giocare, giocherà domani alle 18 a Castiglione. Quindi 5-3, 17-30, 8 falli pari, pochissimo falli nel secondo tempo. Avevamo terminato 6-5 il primo tempo. Pensavamo di arrivare al 10° fallo, invece no. Correttissimi giocatori. Ora siamo 8 pari. Dal Santo prova a imbeccare Tagliapietra, la palla ribalza dietro. Antonio la recupera. Acceso e fino all'ultimo ci prova Breganze. Ancora Antonio, 7 secondi. Breganze chiude di cattiveria in attacco e si merita gli applausi del Pala Ferrari sulla sirena che sancisce la fine di questa prima giornata. Dopo i rossoneri hanno ben figurato, anche se alla meglio Follonica. Da Desme Max è tutto dal Pala Ferrarin. Ora troppo andremo alle interviste. Aspettiamo l'amichevole saluto. Diciamo una partita il cui risultato forse è leggermente bugiardo. Il primo tempo, soprattutto Breganze, complice un super Mugnaini, è riuscita davvero a impegnare al massimo la formazione toscana. Abbiamo visto una bella partita, emozionante, con due squadre che sono affrontate a viso aperto. Sulla panchina credo che possano essere entrambi contenti, mister. Cambia 5, finisce la partita anche con gli animi sereni, nessuno sguardo di cattività. Si battono 5, sorriso sul volto di Tiella Gabriele. Andrò a cercarmi poi i giocatori.
Stiamo per terminare.